Ma nell'occasione del 25esimo, che non è stato un'occasione celebrativa ma per guardare avanti, sicuramente le parti intese come le parti datoriali e le parti delle organizzazioni sindacali avranno un ruolo fondamentale, specialmente per quanto riguarda l'agibilità ai temi della previdenza complementare nei luoghi di lavoro, nei rapporti con i lavoratori, con i delegati, con i rappresentanti sindacali. In questo senso abbiamo anche sollecitato alle istituzioni presenti e agli amministratori locali e regionali un ruolo attivo per impostare una previdenza del futuro, una previdenza che guarda ai giovani, una previdenza che guarda alle future generazioni. 25 anni fa qualcuno ha avuto un'idea. Oggi questa idea è stata vincente, abbiamo Solidarietà Veneto come fondo maggiormente rappresentativo a livello regionale anche rispetto ai fondi nazionali, dobbiamo continuare in questo solco tracciato. È un modello di trasparenza, di partecipazione gratuita da parte dei consiglieri e da parte dell'Assemblea dei Soci. Abbiamo potuto dimostrare in 25 anni la bontà di un'idea, che è quella di guardare avanti, guardare prima, prefigurare il futuro di fronte al fatto che lo Stato non è più in grado di garantire dalla culla alla tomba un'assistenza di tipo previdenziale. Abbiamo anche molte idee che sono state illustrate durante questo convegno, che vanno dalle prestazioni accessorie non solo in caso di premorienza o invalidità, ma potremmo lavorare su altri piani. Potremmo immaginare una prestazione accessoria in caso di maternità, potremmo immaginare una prestazione accessoria laddove viene a mancare il lavoro, potremmo immaginare tante altre cose di welfare che sono mirate. Cosa molto importante sono i notevoli numeri che abbiamo raggiunto per quanto riguarda i figli, ovvero le persone a carico, i figli in maniera particolare, rappresentano un numero significativo e rappresentano in qualche maniera un investimento per il futuro dei propri figli. E sono tutte cose che sono nate prima di tutte in Solidarietà Veneto e poi sono state copiate, direi, dal sistema dei fondi nazionali. Elemento altrettanto importante, gli investimenti territoriali a focus geografico. Su questo abbiamo la possibilità di arrivare fino a 70 milioni del nostro patrimonio, naturalmente un patrimonio che è in crescita, quindi di anno in anno si può evolvere. Sono elementi che trasportano in qualche maniera le risorse dei singoli lavoratori cittadini del Veneto altrettanto nel territorio. Oggi, in tempi in cui le banche non riescono più a fare quello che facevano nel tempo passato, sicuramente in qualche maniera copiando un sistema europeo ormai consolidato da molti anni, laddove invece i fondi pensione sono in grado di sostenere la proprietà, entrano nei consigli di amministrazione, così altrettanto ha fatto Solidarietà Veneto. Attenzione, nessuna operazione a rischio o di salvataggio, no, stiamo di fronte a imprese che si autofinanziano, imprese che hanno le caratteristiche di sviluppo tali da dover, assieme con importanti partner come la BCE e comunque con SGR e società appositamente dedicate, a svolgere questa funzione, non solo i prestiti, i bond, i titoli di debito, ma anche in quota capitale, come si dice.